Ora cambiato di capitolo, Domenico Antonio Geronimo va a giocare su di bene, siete stato bravo di rispondere a questa invitazione, perché non parliamo di lingua corsa, parlata, scritta, di letteratura per cominciare. Secondo voi, la letteratura corsa, ma in lingua corsa, dove è? Ma dove è? A quanto posso dire io, vedo che escono libri, che li siano, parliamo stasera di un libro di Renato Goti. È sempre tanto piacere di leggere Renato Goti. È vero. Un po' di giorni fa è uscito un libro di Jacopo Fusina e poi escono ogni anno da più a meno 5, 6, 7 libri scritti in lingua corsa. Allora mi pare che la letteratura corsa, se lo si va a Ubesu, si porta abbastanza, è abbastanza bene. Allora, e se lo si va, scusa, se lo si parla mica solo Ubesu, allora se lo si legge, si vede, si cerca di capire ciò che c'è dentro, che lo sia Renato Goti, che lo sia Jacopo Fusina, sono libri che ci possono stare. Sono libri che sono di qualità, parliamo di un contenuto. Allora giustamente quando esce, approfitto giustamente stasera di Asciugoti, quando non esce uno così, si sente parecchia gente, non abbiamo avuto il tempo di leggere, l'ho ricevuto cavoli, ma si sente gente che dice, sarà bene, ma non ci si capisce mica troppo, con libri questi che, allora, secondo voi, dice radio, a maniera di capirla tutta questa scrittura corsa, non è, perché ci ho fatto scrivere, ma ci ho fatto in di capire, o pure capire di gente, e questo a che ne siamo? A chi ne siamo un posso rispondere io mica parlarti, secondo voi? Ma a quanto posso dire io dice radio que quando lui esce un libro ad una lingua, proviamo a portare un paragone. Quando fate voi, quando la esce la televisione un'emissione, c'è quello che manda l'onde e poi c'è quello che riceve l'onde. La letteratura è lì stesso, lo scritto, la lingua è lì stessa, la lingua saranno l'onde. Allora se un giunge non mi capè immagina non tasto in casa di quello che fileggia, può essere quello che manda, come mi capè, può essere anche quello che riceve. È la questione di, diciamo, di nozione di un capisce. Sicuro. Allora si dice che non si capisce una lingua difficile, che significa una lingua difficile? Difficoltà ce ne può essere parecchie, c'è la difficoltà di ciò che è scritto, un contenuto, ciò che vuole dire quello che scrive, e poi c'è difficoltà della lingua stessa. Allora si tratta di difficoltà di vocabolario, si tratta di difficoltà di anfrasata, di strutture grammaticali. Credo che quando lui si dice è difficile, a me mi pare che lui si possa dire o più è che a gente non fa mica lo sforzo che ci vuole. Io penso che lui si comincia a avere una certa gerarchia tra tutti questi scrittori. Che ne pensate voi? Gerarchia, viene male a dirla. No, gerarchia, che gerarchia? La difficoltà, la qualità. Di qualità. Io credo che si possa dire per corso come per tutte le altre lingue, ci sono di quelli che scrivono, ci sono di quelli che scrivono una lingua più facile, ci sono di quelli che scrivono una lingua più difficile, ci sono chi dicono cose che vengono quasi di bene piano, e tocca anche a quello che legge a provare a capire, mica solo che lo conti che la dia bene così spalata a roba, senza che lo ci voglia a provare a capire se stesso. Allora, c'è una questione che se pure abbiamo pone, gli dirissi gli è meglio a scrivere forse meno e che assai più mondo capisca, o a parlare assai meno e che assai più mondo capisca, o a scrivere veramente di maniera spudica o a parlare di maniera spudica, e chi a gente faccia quantunque un sforzo se gli vuole non capisce o se gli vuole non legge. No, sicura questa è una questione che è messa in ballo, che sono i pochi danni. Non credo mica io che lo si possa ragionare in questa maniera. Una lingua esiste, c'è a chi la parla più bene, c'è a chi la parla più male, ognuno la parla come lo può. A me la cosa che mi frastorna assai è che io sono in una scuola, non sento mai una creatura che la parli corso. Chi volete dopo che la possa capisce la gente. Soprattutto quando gli sono libri d'autori che a rupregliano un corso come lo si rete. Se non si dovrebbe mica la lingua ogni giorno da campare, mica solo da scrivere, ma anche da campare, da mangiare, da bere, da discorrere con la gente. È sicuro che dopo quando lo si piglia un libro che lo si prova a leggere, bene sempre male. Allora per voi a qualità non sa tutto.
a qualità innanzitutto sì, perché una lingua un po' più se è la stessa, e una lingua se la si avviarisse la si frammette, se la si frammette con altre lingue, frammette si ci vuole, ma mica bisogna sapere fino a dove, fino a quando, ma la qualità ci vuole, se non c'è qualità chi può essere? Allora Gesù che dicono tutto ciò che bene è sempre uno, voi non siete mica d'accordo, siete veramente per qualità, hai capito ciò che voi volete lì, Domenico Antone Geronimi, un tempo passa l'estro e c'è anche una qualità del rispettarlo, vi ringrazio per